grazie a tutti per essere venuti in questa serata da Lupi. Io sono particolarmente contenta di vedere qui Laura, perché, come vi dicevo un poco tempo fa, ieri sul Corriere della Sera è apparso la notizia di un sondaggio presso i giovani rispetto agli stranieri e il loro atteggiamento. Ed è stato scioccante leggere che il 45% dei giovani fra i 19 e i 30 anni più o meno si dichiara chiuso oppure intollerante verso gli stranieri dichiarati. Io penso che è un dato di fatto sconvolgente, e quindi il fatto che a Mogliano c'è un movimento di giovani che forse sta dall'altra parte fa molto piacere. Allora, io inizio per dire che anch'io questa è una serata che, come ha detto Laura, è qui per fare un po' il punto di tutte le esperienze che riguardano la nuova cittadinanza a Mogliano. E quindi giusto, io mi presento, anch'io sono una nuova cittadina, io non sono italiana, sono americana e sono qui da un po'. E uno mi dice perché sono qui questa sera? Beh, sono qui questa sera perché all'incirca 10 anni fa io ho ricevuto una lettera dall'amministrazione comunale di Mogliano, che era semplicemente la città dove vivevo e dove svolgevo le mie attività, ma non attività per la comunità. Questa lettera mi chiedeva di venire a partecipare a una riunione che sarebbe stata indetta fra varie comunità straniere. Dopo di questo, per passaparola, mi è arrivato altre notizie di queste stesse riunioni. Ho detto: ma non buttare la lettera, vai, prova a vedere cosa sta succedendo. Bene, queste riunioni sono state una serie che si sono svolte ed erano proprio i primi nuclei di iniziative che stava incominciando a prendere l'amministrazione di Mogliano verso le prime politiche di accoglienze. Cioè, Mogliano era all'epoca guidata da una visione che era una visione di inclusività, una visione che pensava che la democrazia, anche in un comune piccolo, dovesse essere una democrazia partecipata e che tutti gli abitanti della città dovevano in qualche modo essere inclusi nei processi di scelte che venivano fatte per governare le loro città e le loro vite. La maggior parte dei moglianesi vota, e quindi votando il Consiglio Comunale, chi le governa, ha già cioè partecipa in certo modo, è già un ruolo attivo, però c'erano anche delle fasce di popolazione che questa possibilità non ce l'avevano, fra i quali i bambini, e quindi è stato fatto, uno degli strumenti è stato fatto il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze per dare anche ai ragazzi sotto i 18 anni la possibilità di dire qualcosa rispetto alla loro città. E l'altra fascia erano appunto gli stranieri che, non avendo il diritto di voto, non avevano nessuna rappresentanza all'interno della città. E quindi fra gli strumenti dei quali andava dotandosi all'epoca l'amministrazione c'era anche la consulta per gli stranieri, che era un organo di rappresentanza ma anche di partecipazione, e doveva costituire appunto un primo canale fra l'amministrazione e quelle che si chiamava la comunità straniera, che poi in effetti non esisteva, c'erano tante diverse comunità straniere. Ecco, da questa esperienza di ancora 10 anni fa, perché la prima è stata fatta nel 2000, ormai l'esperienza si è un po' esaurita e non è il momento oggi appunto di spiegare il perché. Fatto sta che i risultati ci sono stati, e questi risultati ancora un po' si vedono, cioè molte persone che sono state coinvolte all'epoca in questa e in altre esperienze che poi hanno fatto molto leva anche proprio sul volontariato, che è molto forte qui a Mogliano. Molte delle persone che sono state coinvolte sono tuttora coinvolte attivamente nella vita della comunità a Mogliano. E l'altro risultato è stato che in effetti si sono aperti questi canali fra le comunità straniere e l'amministrazione della città, e che questi canali anche le comunità straniere hanno imparato a utilizzare per anche loro poter fare delle iniziative a beneficio delle loro comunità, iniziative culturali,
e anche a beneficio della comunità intera di Mogliano. E fra queste esperienze sentiremo questa sera per esempio parlare della scuola di arabo, che è secondo me uno dei risultati più belli che si sono avuti. Quindi è stata un'esperienza, diciamo, abbastanza seminale per l'epoca. Allora, la domanda che ci poniamo oggi è di tutto quello che è stato seminato in quel periodo, cosa ci resta? Cioè, cosa abbiamo oggi? A che punto siamo su questo percorso? Allora, uno degli aspetti ci sembra che si sia un po' esaurito qui in città, e questo filmato che abbiamo appena visto lo conferma. Si è un po' esaurito la spinta che davano le istituzioni locali verso queste politiche di accoglienza e di integrazione, che sembrerebbe adesso che ci sia più una volontà, diciamo, di disciplinamento e di confinamento piuttosto che di integrazione. E allora, come diceva John F. Kennedy, non chiedere al tuo paese cosa può fare per te, ma chiedi tu cosa puoi fare per il tuo paese. Sembra che siamo arrivati noi a un punto a Mogliano in cui è da chiedersi cosa possiamo fare noi per la nostra comunità, perché sta, penso, nelle mani dei cittadini in questo momento. E quindi cosa possiamo fare perché i valori di accoglienza, di integrazione siano i valori guida dell'azione della nostra città? Ma quello è quello che cercheremo di capire questa sera. Allora, le persone che sono venuti a parlare con noi oggi, i nostri ospiti, sono tutti coinvolti in progetti e in esperienze, ognuno nel loro ambito, che riguardano la nuova cittadinanza. Allora, presento, abbiamo con noi Paolo Criveler, che è il direttore del Centro Territoriale Permanente, un ente che è disposto alla formazione degli adulti e che lavora molto con gli stranieri, appunto, sia per l'insegnamento della lingua italiana sia per il conseguimento di titoli di studio. Abbiamo Don Giorgio Morlin, che penso che non abbiamo bisogno di presentazione, ma lo facciamo lo stesso, parroco di Mazzocco e referente per Mogliano della Caritas. Abbiamo il dottor Nello Spinella, che è direttore del distretto sociosanitario 3, che comprende anche il comune di Mogliano. Abbiamo Sergio Giulian, operatore sociale, responsabile anche dello sportello Arcobaleno qui a Mogliano. E abbiamo Joseph Oscar Iene, che è il referente per Treviso del comitato del 1° marzo, sciopero degli stranieri. Per ognuno di questi ci illustrerà un po' i progetti che stanno portando avanti, le esperienze che sono state realizzate già nel territorio di Mogliano, che si stanno realizzando, e poi alla fine cercheremo di tirare un po' le conclusioni e vedere quali sono i punti di forza di questi programmi, di questi progetti, cosa funziona, cosa non funziona, quali sono i punti critici, e poi, come ha detto Laura, avvieremo delle considerazioni per il futuro.